Data Factory ad Agrigento, come parte questa iniziativa e adesso a che punto siete? Guarda, l'iniziativa parte congiunta con Espea, una multinazionale francese, e in realtà è partita nel 2020. È chiaro che la pandemia ha rallentato un po' tutte le attività, anche perché gli spostamenti erano quelli che erano, e quindi per noi che comunque veniamo da Roma era un po' difficile, no, creare la sede, anche se poi l'abbiamo fatta, la nuova partirà fra pochissimo. Le attività sono partite, però diciamo che abbiamo ridato impulso proprio in concomitanza con l'uscita del libro, che è comunque parte integrante del progetto, perché il progetto è ispirato ai giovani, quindi dare la possibilità di trovare un lavoro, un futuro lavorativo nella propria regione. E quindi il libro racconta la storia di due mondi che possono sembrare assolutamente distanti, che è la parte CT, quindi no, la parte Information Technology con l'agricoltura, e di questi due ragazzi che invece, mettendosi insieme, riescono a creare, no, un qualcosa che poi possa diventare un'eccellenza. È vero che è un racconto, ma come sto dicendo a tutti, il 90% del libro è vero, cioè quello che si riesce a fare è quasi tutto vero. Come mai un thriller legato all'innovazione, alle tecnologie? Beh, un pochino già si presta di per sé il thriller e la tecnologia, ci sono già stati fatti tanti libri, tanti film, e poi mi piaceva trattare un argomento che comunque non è di facile comprensione, perché poi nel libro ci sono anche dettagli tecnici sull'intelligenza artificiale, però farlo in maniera tale che appassionasse il lettore, e quindi comunque un thriller già di per sé tende ad appassionare il lettore, proprio perché il thriller ti lascia quell'attesa, quella sospensione di un evento, di un fatto che dovrà accadere, e quindi tutto si svolge finché non arriva poi questo evento, e quindi lasciando in sospeso proprio il lettore che ha voglia di continuare a girare pagina, quindi appassionarlo per potergli spiegare anche argomenti che magari sarebbero rimasti un po' più complicati da spiegare se avessi scritto un saggio. C'è un po' di Sicilia nel suo libro? Tanta, c'è tanta Sicilia, perché io non conoscevo Agrigento, devo dire ho iniziato a conoscerlo con il primo libro, perché questo è il secondo libro. Il primo è il Domatore di numeri e parla di data science, sempre ambientato in Sicilia, stesso protagonista che ha 12 anni e lì deve scoprire chi sono i cyberbulli di una scuola, quindi attraverso questa nuova scienza, la scienza dei dati. E lì ho cominciato a conoscere Agrigento, la Valle dei Templi, mi sono fatto proprio i miei percorsi tramite Google, e quindi sono entrato con i satelliti a vedere Agrigento e devo dire mi sono innamorato. Poi sono venuto a visitarla di persona e ci sono rimasto proprio con il cuore. Devo dire che a quel punto è diventato più facile. Poi sono andato un po' nelle campagne, ho cercato di vedere, ecco, la Ciavolotta, la Valparadiso, anche per trovare i luoghi adatti dove ambientare il libro. Ho conosciuto la storia, quindi anche tutta la storia delle solfatare, i Carusi, e da lì il libro un pochino è nato da solo dentro la mia testa. Commentare ulteriormente ancora una volta, dopo aver svolto una breve prefazione al testo di cui oggi si parla, mi rivolgo a voi, dicevo, per dare qualche piccola notazione su questo libro, su questo testo, L'addestratore di robot di Giuseppe Bordi. Un testo che è già di per sé originale, ma non poteva scegliere momento diciamo più opportuno dal punto di vista degli eventi che quello della pandemia e della ripresa che alla pandemia segue, nel senso che la tecnologia informatica, la cosiddetta transizione digitale, la valorizzazione della cultura digitale diventa nel piano nazionale di ripresa e resilienza uno dei contrafforti fondamentali della azione, delle iniziative di ritorno ad una auspicata normalità.